in postilla, diciamo, a questo psicodramma delle dimissioni, in gran parte, come dire, anche amplificato dal centrodestra, che in generale come narrazione, al di là della fondatezza delle dimissioni che sono state date dalle tre figure che si sono dimesse, ma comunque ha preso piede una narrazione giustizialista assolutamente evitabile a nostro giudizio. Però una cosa la dobbiamo proprio dire, ecco, lor signori del campo largo, la sinistra contemporanea che rispolvera la parola d'ordine della questione morale, anche no, grazie, anche no. Anzitutto, come dire, era già irritante questo concetto quando lo spese, lo argomentò Enrico Berlinguer, no? Come dire, smentita dalla storia diversità morale dei comunisti rispetto agli esponenti del pentapartito nella Prima Repubblica, insomma una farloccata, però almeno sostenuta da Enrico Berlinguer, non so come dire, una figura che comunque nei libri di storia rimarrà. Loro signori possono al massimo rimanere nel campionario della commedia all'italiana, voi capite, cioè la questione morale l'ha rispolverata ad esempio Angelo Bonelli, e chiedo scusa a parenti eredi di Berlinguer perché stiamo precipitando ovviamente, ma l'ha oggettivamente rispolverata Angelo Bonelli qualche giorno fa in un talk televisivo, dicendo che rispetto al centrodestra c'era un problema di questione morale. Ecco, questione morale agitata da uno dei due leader del partito, l'altro è Fratoriani, sapete, Totò e Peppino, che tra le altre cose hanno garantito l'approdo all'Europarlamento a Ilaria Salis, in questo modo non solo sfuggendo a un procedimento che aveva in Ungheria con accuse di reato pesanti, per le quali dal nostro punto di vista era ovviamente innocente fino a condanna definitiva, però alla condanna, all'eventuale condanna o assoluzione ci arrivi se si svolge il procedimento. Se tu scappi dal procedimento e ti siedi nell'aula di Bruxelles, evidentemente, o di Strasburgo, insomma, evidentemente hai impedito a priori questa evoluzione normale del procedimento stesso. Ma soprattutto Ilaria Salis ha due condanne definitive in Italia, che rispettivamente sono per invasione di pubblici edifici, e poi sapete Ilaria Salis ha un concetto elastico, diciamo, di cos'è privato, cos'è pubblico, cos'è suo, insomma, ma lo ha teorizzato lei in numerose uscite, quindi non facciamo nessuna illazione. Ma comunque una condanna per invasione di pubblici edifici e un'altra condanna per resistenza a pubblico ufficiale, condanne definitive. Questa signora è all'Europarlamento per il partito di Bonelli, il quale può prendere l'espressione questione morale, arrotolarla, mettersela nel taschino, quantomeno per una decenza minima. A maggior ragione se ci ricordiamo i casi, qui siamo proprio in piena commedia all'italiana, i vari casi Soumahoro, la cui moglie teorizzava il diritto all'eleganza mentre gestiva, come dire, in modo non esattamente cristallino una serie di imprese che operavano nell'accoglienza dei migranti. Ecco, quindi la questione morale viene da questo pulpito qui. La agita ovviamente sempre e comunque il Movimento 5 Stelle, forse una delle poche questioni di contenuto pseudotale del Movimento 5 Stelle. In questi giorni la sta rispolverando ovviamente l'avvocato del popolo Giuseppe Conte, anche ieri sera da Formigli, guardando in camera, perché lui si sente già leader, quindi guardando in camera, strizzando l'occhio agli elettori, ha detto: avete visto che potere avete se mettete una X sulla scheda? Sì, Giuseppe, ce l'hanno ogni volta, ogni elezione, anche quelle politiche in cui ti hanno solennemente trombato, quindi non è una scoperta del referendum. Ma comunque anche Conte e il Movimento 5 Stelle ovviamente rispolverano in toto la questione morale. Benissimo, per il Movimento 5 Stelle siede alla Camera dei Deputati l'onorevole Chiara Appendino, ex sindaco di Torino, che ha ricevuto una condanna definitiva per la tragedia di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017. La vicenda verte su, sapete, si proiettava la semifinale di Champions League, venne spruzzato dello spray al peperoncino da parte di alcuni malviventi, ci fu una calca, un caos infernale.
e purtroppo questo provocò 2 morti e oltre 1.600 feriti. La condanna è tra l'altro per disastro, omicidio e lesioni colpose. Noi non abbiamo mai fatto uno strumento di polemica, non siamo affezionati a questi temi, però non mi puoi rispolverare la questione morale. Sai alla Camera una condannata in via definitiva per disastro, omicidio e lesioni colpose. Cari compagni, almeno la farloccata al quadrato, perché era già farloccata sostenuta da Berlinguer, sostenuta da una farloccata al quadrato della questione morale, francamente anche no. Grazie a tutti, a presto.